Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie del web e non solo, di oggi mercoledì 15 marzo. Sono passati 3 mesi dalla tragica morte del povero Paolo Marangò. Chi non ricorda la vicenda? Paolo e la signora Daniela stavano uscendo quando André Morana, per futili motivi, ha colpito il Marangò che, cadendo all'indietro, riportò un gravissimo trauma alla testa. Fu portato all'ospedale di Mestre, dove spirò qualche giorno dopo. La signora Daniela riportò un trauma terribile. Ha dovuto sottoporsi a delle cure. Per un bel periodo si faceva accompagnare dai carabinieri a casa, tanto era terrorizzata. Il Morano infatti abita esattamente di fronte nel condominio comunale ed è in attesa di processo. Non l'ho più incontrato, ci riferisce la signora Daniela. Ho ricominciato ad andare a casa da sola. Non è mia intenzione impegnare a vita la polizia. Questa sera sono rientrata più tardi dal lavoro e l'ho trovato. Mi ha detto che siccome l'ho diffamato mi verrà a rubare in casa. Domani andrò a sporgere denuncia. Viviamo in uno stato di diritto, è giustissimo che chi commette un reato abbia diritto a un regolare processo, ma che una donna che si è vista ammazzare sotto gli occhi una persona cara e che si ritrovi a vivere a pochi metri da un delinquente e che questo possa continuare tranquillamente a minacciare è veramente un bel paradosso. Da tempo si sa che doveva essere affrontato un intervento di ripristino alle banchine del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, intervento che ridurrà lo spazio a disposizione dei pescherecci per ormeggiare, un problema che si conosceva da tempo e che era stato portato subito alla luce proprio dai pescatori che le banchine le vivono quotidianamente, ogni volta che si devono recare in mare e ogni volta che rientrano carichi con la necessità di scaricare il pesce a terra in tempi celeri. Più volte i pescatori hanno descritto le difficoltà di un ormeggio a lato, sponda contro sponda, tra più barche, soprattutto nelle fasi di sbarco del pescato, che deve essere passato da barca a barca con operazioni difficoltose e lunghe fino ad essere posato in banchina. Quindi, almeno per le fasi di scarico e per motivi di sicurezza, servirebbe almeno uno spiazzo lasciato libero, sufficiente per velocizzare le operazioni e permettere ad almeno 2 barche di poter lavorare contemporaneamente. In tutto ciò i lavori sottrarranno preziosi posti per l'ormeggio e per almeno 9 barche della lunghezza di 30 metri ci saranno seri problemi. Tutte le banchine che girano attorno a Punta Poli sono state controllate da chi di dovere alla ricerca di posti senza trovarne di adeguati, soprattutto a causa del basso fondale in alcuni punti. Sembrerebbe che l'unica soluzione possa essere il Porto Vecchio all'Isola dei Saloni, nell'area a Ferro di Cavallo dove trova ormeggio l'unità della Guardia ai Fuochi e i rimorchiatori. Il posto non è scontato, serve che l'autorità di sistema portuale che qui ha competenza dia l'autorizzazione dietro richiesta del sindaco. La ricerca di una soluzione ha impegnato 2 riunioni in cui erano presenti tutti gli stakeholders che potrebbero avere voce in capitolo, incluso il magistrato alle acque e il nostromo del porto. Ha impegnato commissioni e i pescatori hanno provato a dare suggerimenti che sono rimasti inascoltati ma che non sono stati, sembra, neppure presi in considerazione. La prossima settimana inizieranno i lavori nell'area del mercato ittico all'ingrosso, banchine, pavimentazione e aria condizionata. Si aprirà un cantiere che causerà difficoltà che forse potevano essere evitate. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato ieri un'ulteriore ordinanza relativa alla carenza di disponibilità idrica nel territorio, contenente azioni regionali a tutela della risorsa idrica.
Siamo ancora, ha detto Zaia, a un livello di allerta che non richiede di imporre razionamenti, punto al quale speriamo di non arrivare. Tramite questa ordinanza intendo sensibilizzare con un atto formale i cittadini e tutte le istituzioni sulla necessità di non sprecare acqua in nessun modo, intervenendo, fra l'altro, tra le altre misure, nell'irrigazione dei giardini, chiudendo i pozzi a gettata continua, evitando sprechi nelle acque ad uso pubblico. Per quanto riguarda l'aspetto agricolo, aggiunge il Presidente, purtroppo sappiamo che a causa di una rete datata per l'irrigazione arriva dal 40 al 60% dell'acqua disponibile all'origine. Non a caso conclude, come ho già detto in più occasioni, che occorre un vero piano Marshall per la realizzazione di nuove infrastrutture idrauliche, piano al quale, per quanto di competenza del Veneto, siamo già al lavoro. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Anche secondo il consigliere del Partito Democratico Montanariello, le nomine ai vertici dell'IPAB Casson, seppur legittime, mancano di una rappresentanza di genere. Solo componenti uomini, il che non sembra essere molto apprezzato, venendo a mancare quella rappresentanza femminile che non dovrebbe essere esclusa. Secondo il consigliere regionale, valorizzare la rappresentanza femminile è un punto fermo in tutti gli organi di governo e dovrebbe esserlo, secondo il consigliere, anche nelle nomine di enti come le IPAB. Il consigliere intende presentare un'interrogazione in regione al presidente Zaia e all'assessore alle pari opportunità, chiedendo cosa pensino di questa vicenda che ritiene essere oggettivamente imbarazzante. Malcontenta, benzene nell'aria, Baldin e Guarda affermano che si devono prevenire i disagi alla salute. Lo scorso gennaio Cristina Guarda ed Erika Baldin, consigliere regionali, hanno presentato delle interrogazioni a risposta immediata alle quali ha risposto appunto l'assessore all'ambiente Buttacin, comunicando i dati forniti da ARPAV, la quale monitorerà l'andamento del benzene nell'area di Malcontenta servendosi di un gas cromatografo collaudato. Il livello della sostanza inquinante sarà misurato oltre che al vallone Moranzani e anche in via Lago di Garda attraverso campionamenti dell'aria in fiale di carbone per 24 ore e successive analisi di laboratorio. La Regione non esclude ulteriori sopralluoghi nell'area industriale in prossimità del centro abitato. A riguardo la consigliera Baldin definisce la situazione inquietante tale da essere monitorata strettamente e con frequenza. Chi vive nell'area, soprattutto i bambini e le bambine, è esposto a notevoli rischi per la salute. La collega Guarda ha continuato affermando che è necessario individuare la fonte dell'inquinamento. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 15 marzo, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!